Rieccoci con il vostro Vittorio Feltri, vostro perché lo amate e seguite molto questa trasmissione, poi mi costringete anche ad allungare i minuti in cui sto in sua e vostra compagnia, ma ben volentieri, perché anch'io capisco qualcosa quando parla Vittorio. Allora, l'altro giorno Berlusconi ha detto Marchionne sarebbe un bel premier, un bel Presidente del Consiglio. E tu sei stato d'accordo con Berlusconi, salvo poi sgonfiarsi la roba perché evidentemente Marchionne non è disponibile, sì, e tanti sfigati non amavano uno che insomma le palle un po' ce l'ha. Com'è sta vicenda? Ma intanto l'idea di Berlusconi era ottima, perché a me non sarebbe mai venuto in mente Marchionne, invece è un nome che è in grado di sparigliare e di attirare consensi, perché tutti sanno che Marchionne è un signore molto abile, ha salvato un catorcio come la Fiat, l'ha trasformata in una grande azienda internazionale, quindi siamo di fronte a uno che ha mandato a fanculo anche i sindacati, dimostrando di aver avuto ragione, che aveva ragione, e quindi diciamo che Berlusconi, che ha il senso pratico delle cose che suggestionano il pubblico, e quindi probabilmente se Marchionne accettasse una cosa del genere di voti ne raccoglierebbe, penso, moltissimi, potrebbe addirittura entrare trionfalmente a Palazzo Chigi. Però c'è da dire che non ha torto Marchionne a non volerne sapere, perché Marchionne è un signore che guadagna delle cifre imbarazzanti, e quindi se dovesse abbandonare l'attività che gli dà un reddito mostruoso per andare a guadagnare 2 lire a Palazzo Chigi, io credo che non sarebbe un bel vantaggio per lui, e siccome è tutto meno che stupido è chiaro che Marchionne preferisca continuare a fare il suo mestiere di grande manager. Però diciamo che questa idea ha dato comunque una scossa alla monotonia della politica italiana priva di inventiva, solo che adesso si fa il nome della Marcegaglia, e non mi pare che la Marcegaglia abbia la struttura di Marchionne. Insomma, adesso non voglio parlare male di nessuno, però insomma tra la Marcegaglia e Marchionne c'è di mezzo l'Oceano Atlantico, insomma c'è una differenza notevole. E se però dalla società civile, come se ci fosse quella incivile, uscisse un nome di una persona importante al di sopra di ogni sospetto, probabilmente anche la politica italiana avrebbe un brivido, finalmente un sussulto. Oggi siamo al cimitero, siamo veramente in un mortorio. Ecco, ma a te è mai venuto in mente, hai mai pensato a un nome che potrebbe andare bene? No, non ti è mai venuto in mente qualcuno che potrebbe andare bene? No, ma non ci ho mai neanche pensato, no? Perché noi siamo impegnati a raccontare quello che vediamo, se dobbiamo metterci anche a pensare ci scoppia il cervello che non abbiamo. E Marina Berlusconi ti piace? Marina Berlusconi ti piace o... Non è al di sopra delle parti, ovviamente. L'ho conosciuta, non solo, ma l'ho conosciuta superficialmente, ma non mi pare che abbia qualche dimestichezza con la politica. È vero che anche il padre non aveva dimestichezza con la politica e poi è diventato Berlusconi, cioè due o tre volte Presidente del Consiglio. Io credo che non abbia nessuna voglia di abbandonare la Mondadori, che sta anche andando bene, per andare a prendere in mano una carretta come è il governo italiano, dove non ci sono neanche molte possibilità di imporre la propria volontà, perché facendo dei governi sostenuti da coalizioni viene sempre prima la bega fra i partiti, che non si riescono a mettersi d'accordo su nessun provvedimento, e quindi quando quel provvedimento finalmente viene approvato è frutto di 1000 compromessi che rendono il provvedimento stesso inutile se non dannoso. Senti Vittorio, è stato approvato con grandi celebrazioni
questo reato di tortura. Io volevo sapere, ma chi tortura chi in questo paese? Sì, ma poi parlare di tortura mi sembra assurdo. Io credo che le forze dell'ordine, se devono arrestare un delinquente, uno che scappa, non possono usare i petali di rose o offrire dei caffè. Devono essere energici, magari immobilizzare il criminale, e per fare questo serve la forza. Cosa c'entri la tortura con la forza? Io sinceramente questo non l'ho capito. È un provvedimento assurdo che debilita le forze dell'ordine, quindi va a detrimento della sicurezza dei cittadini, e quindi è un'altra delle idee farlocche di questa sinistra incapace di maturare e di presentarsi agli italiani con il solo intento di governare facendo il loro bene. Questo purtroppo non lo hanno imparato. Si perdono con la tortura, con lo ius soli, con mille scemenze contro il fascismo, fanno delle leggi idiote, inutili, perdono tempo, e oltretutto ai cittadini non viene in tasca niente se non qualche danno. Allora, è stata assolta nei giorni scorsi l'infermiera di Lugo di Ravenna, quella che si faceva le foto vicino al cadavere del paziente. Ce l'hai presente quel caso lì? Una tua idea su quel che è avvenuto? Sì. Ma sì, io penso che la signora non abbia brillato per buon gusto facendo delle fotografie accanto a un cadavere, però non è mica detto che l'abbia ridotto lei a cadavere, insomma. Con una fotografia non uccide, quindi o trovi le prove che è stata lei ad ammazzare il paziente, e le prove non sono state trovate perché era stata accusata di aver fatto delle iniezioni che invece non ha fatto, non sono state trovate le sostanze, e pertanto la soluzione era, direi, obbligatoria, e sono contento che finalmente ci siano stati dei giudici che in assenza di prove non hanno inflitto, questa sì, la tortura della galera a vita. Ecco, la gente però l'aveva e l'ha già condannata. Come si esce da una vicenda così assurda? Sì, perché io l'ho detto come premessa, no, non è che è bello farsi fotografare sorridenti vicino a un cadavere, però questo non è un delitto, è una manifestazione di cattivo gusto e basta. Non è detto che una che non ha buon gusto sia anche un'assassina. Se la vuoi accusare di essere un'assassina devi trovare le prove, altrimenti l'assassino sei tu se condanni senza prove. A proposito di cadaveri e di cadaveri senza colpevoli, o comunque con i colpevoli in giro, c'è sta storia assurda con la quale poi chiudiamo la nostra chiacchierata delle banche venete. Le banche venete, guarda, la cosa più assurda è che i signori che hanno mandato in malora queste banche, i dirigenti, gli amministratori, i grandi funzionari, non pagano, e neanche con un giorno di galera non ci rimettono un soldo di tasca propria, mentre tutti gli italiani devono pagare per i loro errori, e pagare denaro sonante. Questo è veramente un altro insulto che fa la sinistra ai cittadini, perché salvare le banche è giusto se non c'è dolo, ma lì c'è del dolo, perché prestare soldi a gente che poi non li restituisce e non procedere per cercare di recuperare i crediti è un comportamento intollerabile. Poi se tu vai a chiedere un prestito perché vuoi comprare una casetta, cosa fanno? Te lo danno il prestito, però ti ipotecano la casa, se non paghi 2 rate ti confiscano la casa. E invece a questi qui che hanno preso miliardi e miliardi non hanno confiscato un bel niente. Però adesso vengono nelle tasche dei cittadini e confiscano il contenuto delle tasche nostre. Questo è un errore drammatico che la sinistra pagherà salato perdendo voti a iosa. E con questa profezia ti ringrazio, ti lascio alla tua serata. Cosa fai adesso? Sono quasi le 23, che cosa fai stasera?
Stasera bevo un bicchiere di vino. Bene, bevilo alla, come al solito. bevilo Poi vado alla nostra salute. Vittorio, Salute. direttore, grazie mille e alla prossima. Ottimo. Grazie anche per Sì, la pazienza. Grazie a tutti voi. Un saluto. Noi torniamo dopo la Buonanotte. pubblicità con altro, lasciamo il direttore al suo lavoro. Sapete che chi fa il giornalista lavora fino a notte tarda, deve titolare, fare le cose e tutto quanto. Lo lasciamo alla prima pagina di domani di Libero e a tutte le altre pagine, perché un giornale non è fatto solo di prime pagine, e un'altra pagina noi l'apriamo subito dopo un attimo di pubblicità.